Il prestigioso Palazzo della Gran Guardia di Piazza Bra a Verona ha ospitato la cerimonia per l'assegnazione delle benemerenze del CONI Veneto ad atleti, società sportive, ma anche a tecnici e dirigenti che hanno ottenuto i risultati di prestigio nel 2013, dando lustro al grande movimento sportivo veneto, oggi il secondo assoluto a livello italiano. Un appuntamento che si ripete dal 2005 e che suggella la supremazia dello sport veneto. Alla presenza del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, affiancato dai delegati delle 7 province, i conduttori Angela Booloni e Gigi Vesentin hanno chiamato sul palco gli artefici della serata. La giornata di festa per lo sport. Ma credo che sia la dimostrazione di quanto è il ruolo dello sport nella nostra regione, un ruolo molto importante, infatti oltre 70 premiati con medaglie d'argento e d'oro del CONI nazionale vuol dire che è la piramide di tutti quei 300.000 volontari fra atleti, tecnici e dirigenti che portano avanti il progetto dello sport per tutti. 12.900 società sportive ha il Veneto, per 7 province che sono tutte dedicate al grande sport e credo che questo è giusto ogni anno farlo vedere all'opinione pubblica e sapere che lo sport è sì divertimento ma è anche passione e voler far crescere i nostri ragazzi in maniera sana, farli stare assieme e socializzare e sia contento di vincere solo una medaglia, questo credo che sia molto importante. Cerimonia che ha preso via Collino d'Italia, al quale è seguito un minuto di silenzio in memoria della recente ed immatura scomparsa del componente di giunta del CONI Veneto, il padovano Paolo Carraro, da sempre nel mondo dello sport. Poi sono iniziate le consegne dei riconoscimenti del CONI, alla presenza di 2 simboli sportivi veneti, la campionessa olimpica di atletica Gabriella Dorio e la veronese Sara Simeoni, primatista del mondo e medaglia d'oro olimpica di salto in alto, che hanno fatto da madrine alle nuove leve e alla consegna delle stelle al merito d'oro e d'argento, delle medaglie e dei leoni d'argento, alla presenza dell'assessore regionale all'impiantistica sportiva Massimo Giorgetti. Il CONI in festa oggi con i suoi atleti che si sono distinti. Noi abbiamo tante eccellenze e quello dello sport è una. Io ricordo che gli atleti veneti sono quelli che hanno vinto più medaglie alle ultime Olimpiadi e questo dobbiamo ringraziare un grande movimento sportivo di base che permette poi di far crescere le eccellenze e anche, visto che sono assessore all'impiantistica sportiva, la miglior dotazione di impianti d'Italia, come dice anche l'ultima ricerca dell'Istat. Si è iniziato con i leoni d'argento consegnati alla nuotatrice Giorgia Biondani e a Valentina Boni, nazionale di calcio, poi a seguire premiata Sara Temporì, nazionale giovanile di softball. I riconoscimenti hanno toccato tanti nomi di prestigio, come il presidente del comitato trevigiano di volley Giovanni Piaser, il fiduciario della Fidal Veneto Enzo Agostini e Silvia Vettorello per la solidarietà nello sport con i suoi 24 titoli nelle varie discipline, premiata dal presidente del CIP Ruggero Vilnai, premiato anche lui con la stella d'argento, e dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle. Un'ottantina i riconoscimenti con stelle d'argento, medaglie d'argento, mentre le ambite stelle d'oro sono andate a Marcello Cestaro, presidente del Family Basket, e a Giovan Battista Padoan, al professor Dino Ponchio, consigliere federale Fidel ed ex presidente del CONI Padova, ma anche alla società La Fenice 1923 di atletica leggera della Libertas Mestre, allo Skelting Club Rovigo per l'hockey pattinaggio, alla Polisportiva Santa Bona e alla Scherma Treviso. A rappresentare le province ed il comune di Verona, sul palco per le premiazioni c'era Andrea Sardelli, i componenti della giunta del CONI Veneto ed il presidente del CONI del Piemonte Gianfranco Purqueddu. C'è un messaggio che vuole dare a queste giovani leve? Ma il messaggio è che nonostante siano passati tanti anni, comunque il percorso da fare è sempre lo stesso, nel senso che ci vuole soprattutto voglia, determinazione, bisogna avere un po' di pazienza perché certe volte i risultati non vengono subito come magari uno può desiderare, ma bisogna pazientare perché nello sport l'importante è rispettare se stessi prima di tutto e rispettare le tappe che servono per portarti a ottenere un risultato. Oggi ce n'erano tanti campioni qui, ma il Veneto è stata una terra sempre molto fertile di campioni e quindi
bravi e speriamo di averne ancora molti di più fra i giovani che stiamo crescendo. Tra i veneti premiati alla serata veronese anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il gruppo sportivo ciclisti Emici di Bosaro di Rovigo, Bruno Pezzato per l'atletica leggera padovana, Davis Boschiero per il pugilato e la Vix di Abano Terme per l'atletica leggera. Poi via via le premiazioni finali hanno concluso la bella serata veronese.